Venerdì 8 settembre, scusate. Buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza. Da Angelo Gagliano. Allora, oggi torneremo sugli incendi di quest'estate, non solo, ma a Fontana Rossa, ma poi un po' anche dalle parti di Catania, in tutta la Sicilia. Andremo a Taormina per il concorso Una ragazza per il cinema e poi vedremo l'evoluzione della professione del commercialista. Ma prima di tutto ci sono una serie di notizie poco liete che riguardano innanzitutto i voli. Vabbè, oggi c'è uno sciopero di 24 ore del personale di terra, diciamo, per il rinnovo del contratto, questa è una cosa a parte, ma Ryanair e EasyJet partono all'attacco dopo il decreto del governo, ricorderete che finalmente ha tagliato le tariffe soprattutto per la Sicilia. Allora, Ryanair per ritorsione cancella 3 rotte dalla Sardegna e ne riduce la frequenza di 7 in Sicilia, fra le quali Catania. Appena saputo questo, EasyJet, l'altra compagnia, dice: beh, allora ha incontrato il ministro Urso e ha detto questo vostro decreto è illegale, è sbagliato, e quindi c'è il rischio, anche da parte di EasyJet, di un aumento delle tariffe. Vedremo gli sviluppi che sono tutt'altro che promettenti. Invece purtroppo notizie di ancora violenza sessuale. A Caltanissetta è stato messo agli arresti domiciliari un uomo che gravemente indiziato di violenza sessuale e atti osceni in pubblico, avrebbe molestato una giovane appena maggiorenne alla quale avrebbe mostrato dei video pornografici. E intanto continua a fare eco il femminicidio nel Trapanese, si apprendono nuovi particolari sulla tragica fine di Marisa Leo, uccisa dall'ex compagno che non si rassegnava alla fine del loro rapporto, nonostante lei nel 2020 l'avesse denunciato per stalking e poi, per bontà d'animo, aveva ritirato la querela. Un omicidio premeditato, quello messo in atto da Angelo Reina, il 42enne che con freddezza ha ucciso l'ex compagna Marisa Leo nella casa che si trova all'interno del vivaio che gestisce assieme alla sua famiglia nelle campagne tra Marsala e Mazzara. L'uomo infatti ha attirato con una scusa Marisa Leo, 39 anni, di Salemi, per un ultimo incontro, forse per un chiarimento, ma qui poi l'avrebbe uccisa. I due, che da tempo non vivevano più insieme, avevano una bimba di 4 anni, ora rimasta orfana di entrambi i genitori. Il corpo, ormai privo di vita di Marisa, è stato rinvenuto solo a tarda sera nell'azienda di Contrada Perla dagli agenti della Mobile di Trapani e del commissariato di Marsala. Angelo Reina, dopo aver ucciso Marisa, invece si è diretto sulla A29 nei pressi del viadotto Cavaseno, si è accostato con la sua vettura, si è messo a cavallo sul guardrail e si è sparato con la carabina ritrovata poi sul manto stradale. Tutta la scena è stata vissuta in diretta da un automobilista in transito che ha allertato la polizia. Sul posto sono arrivate le pattuglie dell'Apostrada che, dopo aver accertato la morte dell'uomo e l'identità, hanno allertato i colleghi della squadra mobile di Trapani che, da una serie incrociata di telefonate, sono risaliti alla donna e in serata poi al rinvenimento del suo corpo senza vita. Era una situazione tossica quella che si trascinava da tempo tra i due, tanto che alla fine Marisa, per salvaguardare la vita della figlia, aveva deciso di troncare la relazione. Nel 2020 la stessa Marisa aveva presentato denuncia per stalking ai carabinieri. Reina infatti non si rassegnava a quella relazione finita e continuava a tormentare Marisa, che lavorava presso la cantina Colomba Bianca di Campobello di Mazzara. Donna del vino, madre premurosa e ispiratrice delle cantine, mente braccio di scelte di successo, colonna portante di progetti internazionali per la filiera vitivinicola italiana, visionaria, comunicatrice nel mondo dei vitigni made in Sicily. Ecco come viene ricordata oggi Marisa. Ma anche Angelo appare un uomo spensierato nelle foto che in questi anni ha messo sui suoi profili social. Nel 2019 invece Marisa, incinta della sua piccola, era stata testimonial della campagna Tu non sei sola, le donne del vino Sicilia contro la violenza di genere. Un messaggio toccante ieri, ma ancora di più oggi. Donna, mamma, tu non sei sola. Veramente straziante questa povera vittima di femminicidio. Adesso passiamo all'altro fatto del giorno, il cosiddetto decreto Caivano, poi lo vedremo nei dettagli anche con Angelo sui quotidiani. Sono una serie di misure decise dal governo contro la criminalità giovanile. Vediamo.
L'accelerazione al decreto è arrivata dopo l'escalation di violenza registrata nel nostro paese, lo stupro di Gruppo di Palermo, i fatti di Caivano, tutti eventi che hanno dimostrato come serva una stretta sulla criminalità giovanile. È così che il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto contenente misure di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile. Sarà più facile per i minori finire in carcere. Nel DL approvato si abbassa da 9 a 6 anni la soglia della pena che consente di applicare la misura di custodia cautelare. A partire dai 14 anni, norme più rigide sulla responsabilità dei genitori che, se senza giusto motivo omettono di far impartire al figlio l'istruzione obbligatoria, rischiano fino a 2 anni di carcere. E poi ancora interventi educativi per i minori che commettono reati attraverso il volontariato e i lavori socialmente utili, previsti anche più fondi per le scuole. Nel testo non c'è invece l'abbassamento dell'età per l'imputabilità, non c'è neppure la prevista stretta sull'accesso dei minori ai siti porno. La misura proposta dalla ministra per la famiglia Eugenia Roccella non è entrata nel provvedimento. Tra le misure previste c'è l'avviso orale, cioè una convocazione del minore che avrebbe commesso un reato da parte del questore. Può essere rivolto anche ai soggetti minori di 18 anni che hanno compiuto il 14° anno di età. Si amplia la platea dei reati imputabili ai minori. Aumenteranno inoltre le pene per i minori trovati in possesso di armi o stupefacenti, con l'obiettivo che questo possa essere un deterrente. Un capitolo specifico della bozza è dedicato ai reati online, con la possibilità per chi è vittima di chiedere l'oscuramento o la rimozione dei propri dati dalla rete. Va bene, adesso vediamo con Angelo alcuni altri particolari sui quotidiani di stamattina. Allora, chiaramente i quotidiani stamattina hanno tutti in prima pagina il femminicidio, l'atroce femminicidio in provincia di Trapani. La Sicilia addirittura apre con senza parole. Questa è la scelta fatta dal quotidiano di Catania, e poi parla di ennesimo femminicidio a Marsala, spara all'ex compagna, si suicida, la denuncia per stalking ritirata, l'impegno civile contro la violenza da parte della vittima. Brevemente facciamo vedere le prime pagine intanto di tutti i quotidiani siciliani, poi ci torniamo e approfondiamo. Orrore per la strage di donne, scrive il giornale di Sicilia, edizione di Palermo di Repubblica, Marisa e il suo boia, scrive il quotidiano che viene pubblicato a Palermo. E poi ancora sulla Gazzetta del Sud, vedete, ex che uccidono le donne ancora e ancora. Questa è la sintesi, diciamo, di come i quotidiani quelli siciliani affrontano la vicenda, senza dimenticare però che la notizia viene riportata anche da parte dei quotidiani nazionali. Facciamo un esempio con il Corriere della Sera: denunciò il suo ex, uccisa a fucilate. Questa è la scelta del Corriere. Ma torniamo adesso a vedere le pagine interne anche dei quotidiani regionali, partendo proprio dalla Sicilia. Vedete Marisa freddata, fucilata dal suo ex, che scappa e si suicida in autostrada. Fatale l'appuntamento nel vivaio di sua proprietà. Nel 2020 la denuncia per stalking e poi ritirata. Ma ci sono altri particolari che emergono da questa bruttissima storia drammatica. Lo lasciò quando era incinta. Marisa ha cresciuto la bimba da sola. Un'amica delle donne del vino era serena, stava preparando un evento per aiutare le vittime di violenza, quindi l'impegno proprio a favore delle donne. E sulla Sicilia di Catania adesso ci occupiamo di un'altra vicenda, vedete, un'altra storia che ci riporta evidentemente a quanto accaduto nel 2016, altra storia di violenza, uccisa e data poi in pasto ai maiali, voleva rifarsi una vita di libertà e per questo è stata Questa punita. è l'Andrangheta, però. Ndrangheta, questo è stato un femminicidio firmato dall'Andrangheta, diciamo così, ma intanto si muove qualcosa, perché speriamo ci sia una soluzione. La Camera approva un addendum al codice rosso.
E in aula ha parlato la deputata Morfino del Movimento 5 Stelle in lacrima: ho vissuto la violenza e ci sono nuovi provvedimenti che sono stati aggiunti a quello che è il codice rosso. Sulla Sicilia, sempre di Catania, ci sono altre notizie che riguardano anche l'economia, in particolare tutto il sud è una ZES, chiedo scusa, una regia unica a Chigi, addio ai commissari. Cosa significa? Sono più incentivi agli investimenti e all'occupazione nelle aree interne, 4.000 comuni nella strategia nazionale, per gli enti locali 2.200 assunti. Insomma, diciamo che c'è qualcosa esattamente per gli enti locali che in questo momento faticano e hanno davvero difficoltà. E poi torniamo alla strage, quella che è avvenuta a Brandizzo, perché ci sono nuovi particolari. C'è un ex operaio che ieri ha parlato, è stato sentito dai magistrati: si lavorava di notte senza il nulla osta, i responsabili della tragedia devono andare in galera. È una testimonianza precisa, molto dura, ma assolutamente era un'abitudine chiarissima, altro che... Così dice questo ex dipendente. E poi, attenzione, ci torniamo, ti ricordi la storia dei test di medicina? Test a 20 euro, c'è un esposto che è arrivato a Palermo, la missione a medicina ha avviata un'indagine ministeriale, il ministro Bernini convoca i rettori, il messinese Cuzzocrea, che è il presidente anche del CRUI, il presidente CRUI dice legalità prioritaria, pronti a ogni iniziativa. C'è davvero in questo momento si cerca di capire che cosa sia effettivamente successo con questi test. Il rischio è che o si rifanno le prove oppure verranno tutti ammessi. Questi sono, diciamo, gli scenari che si possono aprire, però bisognerà vedere poi effettivamente cosa succederà. Intanto ci sono le prime indagini. Si torna a parlare di Covid, Michele. Perché? C'è una nuova impennata. A parlare un epidemiologo, dice: non chiamatela influenza, il rischio è quello di una situazione critica. Il dottore Cuccia dice: corretto che la gente ricominci a usare la mascherina per proteggersi, abbiamo una bassa copertura sulle terze dosi di vaccino. Questa è la parola. Cioè, quelli che abbiamo fatto la terza dose... Siamo un po' più coperti, ma ce ne sono pochi. Tanto. Ma non tanti, sì, ma non tanto, perché la nuova variante pare che abbia delle mutazioni impressionanti, per cui insomma in questo momento non si capisce se si riuscirà a fare la copertura. Poi mafia nel caos. Arrivano le condanne definitive. L'inchiesta del Ross del 2017 smantellò la cupola di Cosa Nostra, il verdetto è arrivato dalla Cassazione. Questo è quello che scrive stamattina la Sicilia. Lasciamo il quotidiano di Catania, andiamo, abbiamo detto, sulla prima pagina del giornale di Sicilia, che apre, come ha detto, con l'orrore per la strage di donne, shock e indignazione per l'ennesimo femminicidio nel Trapanese. Marisa Leo uccisa a fucilate dall'ex che ha denunciato per stalking, e poi Angelo Reina si è suicidato. Vedete le foto, la foto della vittima, del carnefice che non si rassegnava alla fine di questa storia. C'è un'intervista, non una di meno, è forte la mentalità maschilista, leggo, Roberta Ferruggia del movimento Diciamo Basta tutti in piazza. Questo è l'appello, questo è la richiesta. Ha ragione, comunque, pienamente ragione, una mentalità assurda. E poi ci sono le reazioni anche della politica: non si può stare in difesa, servono nuove norme. Questo è a proposito. E abbiamo visto che alla Camera si è cercato di fare una piccola modifica, una ulteriore modifica al codice rosso, una stretta sui crimini minorili, poi una ZEUS unica per gestire le agevolazioni al sud. Queste sono le indicazioni che arrivano dal Consiglio dei Ministri di ieri. Lasciamo anche il giornale di Sicilia, abbiamo visto la prima di Repubblica Palermo, Marisa e il suo boia, il delitto di Marsala. Gli amici raccontano la donna uccisa dall'ex compagno, l'inquietudine dietro il sorriso, era sempre preoccupata quando la figlia stava con lui. E poi c'è un'intervista a un'esperta: le violenze sessuali, abusi, botte, avvertiamo un'escalation anche perché si denuncia di più e non ci sono differenze sociali, questa emergenza riguarda tutti. Questa è, diciamo, la fotografia di questo fenomeno gravissimo. Ma poi c'è un allarme siccità che riguarda la nostra regione.
stagione, siccità, roghi, alluvioni, raccolti dimezzati, scarseggiano olio e frutta, prezzi già alle stelle. Ecco, Questo è l'allarme che ci viene mancava solo questo, olio e frutta alle stelle. Esattamente. Poi dalle pagine interne si è spento il sorriso di Marisa che nascondeva la paura del suo assassino, un titolo che diciamo racconta tutta la storia. Attiva nel lavoro e nella lotta agli abusi sulle donne, è stata uccisa dall'ex compagno, se la figlia era con lui si preoccupava. Questo è il messaggio che viene fuori da questa storia. Abbiamo, credo, il tempo per leggere anche la prima pagina della Gazzetta del Sud. Certo. Eccola qui, l'apertura sulla Gazzetta, c'è il titolo sul femminicidio che abbiamo già visto, ex che uccidono le donne, ancora e ancora, eloquente questo ancora e ancora, un altro femminicidio nel Trapanese, l'assassino poi si suicida, era stato denunciato dalla vittima per stalking come dicevo l'apertura, medicina, un'inchiesta sui test, eccolo qui il titolo scelto dalla Gazzetta del Sud. Intanto per le elezioni all'Ateneo Messinese in campo la prof Spatari, il Ministero dell'Università accende i riflettori dopo la denuncia, il rettore Cuzzocrea garantire la correttezza. Vedremo gli sviluppi di questa vicenda. Benissimo, facciamo una pausa, benissimo si fa per dire, ma insomma adesso non è finita perché vedrete i quotidiani nazionali, che cos'altro ci aspetta, vabbè, e intanto facciamo pausa, poi dopo i quotidiani nazionali con Angelo Gagliano. State con noi, buongiorno Sicilia. Sicilia, da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Continuiamo con i quotidiani nazionali. Allora, ricominciamo con i quotidiani nazionali e partiamo da quelli che sono i provvedimenti del governo. Il Corriere della Sera, baby gang, arresti più facili, decreto Caivano, tutte le misure, Meloni, sfida difficile, combattiamo il disagio, niente stretta sui siti porno, i limiti dell'età imputabile, la Premier Gianbruno a proposito, dice frainteso sugli stupri, insomma è tornato su vicende anche più strettamente personali. Allora vediamo che cosa significa in sintesi questo provvedimento, cerchiamo di capire qualcosa. Daspo e arresti in flagranza, le misure anti-baby criminali, carcere per i genitori che non mandano i figli a scuola e la Premier dice lo Stato ci mette la faccia. Questo è quello che scrive il Corriere in sintesi. Andiamo su Repubblica, la prima, repressione per decreto, scrive il quotidiano La Repubblica. Meloni indica il crimine minorile come la prima emergenza, l'arresto in flagranza per spaccio di lieve entità e porto d'armi. Daspo a 14 anni e carcere cautelare per reati con pene minori per chi non manda i figli a scuola, e poi difende Gianbruno. Anche qui viene ripresa la notizia. La sortita di Gianbruno. Esatto, ma andiamo all'interno, vediamo cosa scrivono. Il governo punta sulla repressione, minori in cella e Daspo a scuola. Ecco, vediamo quei titoletti ecco qui. uno a uno, Il così Daspo capiamo urbano. tutto. Allora, accesso vietato a scuola per chi vende sostanze. Telefonini Questo banditi. è il DASPO. Allora, esatto. Ragazzi, quando parliamo di DASPO vuol dire questo: accesso vietato a scuola per chi vende sostanzialmente. Poi ci sono altre cose, ma la cosa più importante è questa. Poi i telefonini banditi, divieto di usare gli smartphone in caso di reati, cioè quindi se si commettono dei reati Ti tolgono il telefono, può che essere mi sembra sacrosanto. Dal questore a 12 anni, quindi l'ammonimento per i baby bulli, multe ai genitori. Già a 12 anni il questore ti può convocare e ti fa una reprimenda, diciamo così, la reprimenda verbale, e l'ammonimento poi porterà le multe ai genitori anche. Certamente. La patria potestà, questa è una cosa anche molto interessante. Chi non manda i figli a scuola rischia il carcere, ma anche la patria potestà, perché potrebbe anche essere considerato, diciamo... Le conseguenze di questo provvedimento a Catania saranno, come dire, enormi, perché Catania è la capitale, no? Se non sbaglio. Una delle città con la maggiore, ecco, diciamo... quindi poi andremo a vedere, lo faremo col telegiornale, eccetera, a vedere le conseguenze di questo. Questo è su Repubblica. Poi ancora, giovani e crimini, il pugno di Meloni, scrive la Stampa a proposito di questo provvedimento. Le pagine interne, il pugno duro di Meloni, via la potestà genitoriale se i figli disertano la scuola. Quello che dicevi poco fa. Piuttosto duro. E poi ancora, baby repressione. Vediamo un po', pene più severe, arresti per i minori criminali, il governo vara le prime misure contro le gang, e vediamo un po'.
arresto in flagranza per spaccio. Quindi a qualunque età, questo è E importantissimo. poi ancora, il Daspo urbano è esteso ai 14enni, prima non era possibile questo provvedimento. Il carcere se i figli non vanno a scuola, e ancora stretta su smartphone e social. Sacrosanta questa qua Quindi di Marzo. diciamo che non ne abbiamo finito, perché c'è l'ammonimento a 12 anni, già a partire da 12 anni in su, quindi non è possibile l'imputazione perché non sono perseguibili per legge, però l'ammonimento può scattare già a 12 anni. Che costituisce precedente poi. E certamente. E poi ci sono degli aiuti speciali a Caivano e al sud, questo nel provvedimento di ieri. Mi pare, diciamo, che il quadro è abbastanza chiaro, ma c'è di più, ci mettiamo anche il Messaggero. Per i 12enni scatta l'ammonimento, ecco tutte le novità che sono praticamente... Quelle che abbiamo detto. No? Esattamente. È vietato l'uso del telefono se si commettono reati. La decisione spetta al questore. Per essere precisi, la prevenzione: con l'ammonimento saranno i genitori ad essere interpellati, quindi coinvolti direttamente i genitori. Per finire in prigione basta una pena di 6 anni o il pericolo di fuga, quindi è stata abbassata da 9 a 6 anni adesso la prevenzione. La pornografia, accesso ai siti hard, parental control, ma nessun divieto. Questo mi pare il punto più debole, cioè in fondo che vuol dire il controllo dei genitori? E quindi insomma i genitori dovrebbero vigilare su quello che questo mi sembra veramente un punto è complicato, non è una cosa facile. Questo diciamo, abbiamo dato una rapida occhiata a quella che è il provvedimento del governo, sul quale torneremo certamente poi nel corso della giornata con i nostri telegiornali. Adesso vediamo le altre notizie, gli altri giornali, ma comunque gli altri giornali non è che cambiano. Vedi, decreto salva ragazzi e Meloni difende la libertà di Gianbruno, ok alle misure contro le baby gang. E poi vedi... la fanno qua Osho, dice fammi un po' vedere che qui sotto ci va sempre a finire qualche spiccetto, vabbè insomma. È la manovra di Osho questa qua. La manovra con gli spiccetti, vabbè. A Roma si dice spiccetti. Questo è quello che scrive il giornale stamattina. Poi ancora siamo sul Fatto Quotidiano che ha una serie, come sempre, ha le sue notizie. Gli incontri del sottosegretario Freni con Verdini ai domiciliari. Indagato per corruzione il figlio dell'ex senatore, inchiesta nomine e appalti. Quindi hanno scelto l'apertura, diciamo, tutta diversa, assolutamente. Vabbè. E poi scrivono ancora Meloni con il fidanzato, ragazzi, occhi aperti. A proposito delle parole proprio di Gianbruno, Putin voleva trattare nel 21, la NATO rifiutò. Questo è quello che dice Stoltenberg sulla vicenda ucraina. È una rivelazione che viene fatta stamattina dal quotidiano Il Fatto Quotidiano. Attenzione al Libero che ha un titolo forte, la mamma di ferro. La legge di Giorgia, questo era il titolo, arresti e cellulari vietati, stretta del governo sui minori e Meloni difende Gianbruno, ha parlato come mia madre, psicodramma Zingaretti, con la Schlein finiamo al 17%, sono le rivelazioni di Zingaretti, almeno insomma l'idea dovrebbe essere quella di Zingaretti. Minori, il piano antiviolenza, il titolo stamattina è ricorrente su tutti i quotidiani. Il decreto Caivano, puniti i genitori che non mandano i figli a scuola, sanzionati dai 12 anni, il questore potrà vietare l'uso del cellulare, la Meloni, il governo adesso ci mette la faccia. Come vedete, forse queste sono le due cose messe più in evidenza, è vero? Cioè, puniti i genitori che non mandano figli a scuola e sanzioni, e questo voglio vedere però come faranno a farla. La seconda cosa è che si può finalmente vietare l'uso del cellulare, che è una cosa sacrosanta. Però ci devono essere delle condizioni particolari. Ricordiamoci di Palermo, adesso non perché sia Palermo, potrebbe essere Taranto piuttosto che New York, però insomma lì questa idea di diventare popolari sui cellulari ha giocato un ruolo importante. Quindi. Diciamo che cambia un po' la prospettiva adesso. Siamo sul manifesto. Intanto l'apertura, ucciso dall'ex compagno, ancora una. Scrive il manifesto. Ragazzi dentro perché? Perché vanno in carcere, è più facile, e quindi la fotonotizia riportata dal manifesto. Siamo adesso sul Tempo. Lo Stato ci mette la faccia, Meloni annuncia la stretta sulla criminalità minorile, pronti ammonimenti e Daspo, arresto in flagranza di reato per armi e droga agli over 14, quindi bisogna avere 14 anni,
un'app contro il porno facile, quindi si studia un'applicazione particolare per evitare che ci possano essere Lì gli accessi. bisognerebbe intervenire invece, proprio come è strano che ci sia quasi nulla. Vediamo che sta app, però Vedremo che cosa poca succede. roba mi pare. 2 anni di carcere ai genitori che non mandano i figli a scuola, quindi questo è forse il dato che in qualche modo si fa sentire di più. Esattamente, viene sottolineato. E poi lo straniero Gentiloni bocciato in Europa dal centro-destra. Sì, perché Salvini ha detto mi sembra che abbia la casacca di uno straniero e lui gli ha risposto io non so italiano così, so italiano così, e gli fa il gestaccio. Vabbè. Questo è quello che dice, avrebbe detto, insomma si immagina il colloquio con Gentiloni. Poi vediamo un po', vediamo la prima pagina di Avvenire. Ecco. Minorenni puniti, la scelta di Avvenire, il governo inasprisce leggi e pene per i giovani che delinquono, droga, arresti più facili, Daspo a 14 anni, in cella, chi non manda i figli a scuola, controlli sull'accesso al questo porno. controlli sull'accesso al porno mi Bisogna sembra capire come verrà fatto. un po' debole sto punto. Come verrà fatto. Importante però, va bene. Poi Vai avanti, Argentina scusa. al fianco di Papa Francesco, vedete qui, dopo gli attacchi dell'estremista Milei, insomma tutti uniti bella questa. per Papa Francesco. Vediamo i sacerdoti impegnati nelle baraccopole nei quartieri popolari dell'Argentina sono ritrovati nella parrocchia alla periferia di Buenos Aires per celebrare insieme una messa di riparazione per i ripetuti insulti proferiti nei confronti del pontefice da Un Javier, candidato. un candidato dell'ultradestra alle prossime presidenziali. Se la prende col Papa. Evidentemente non ha temi interni con ogni probabilità in Argentina. E poi Zuppi, per l'Ucraina serve una pace giusta e sicura, ed è, sappiamo, il diplomatico che è stato incaricato dal Papa per provare a risolvere la questione ucraina, per mettere un po' di pace in quella martoriata zona. D'accordo, allora ci fermiamo qui per il momento con i quotidiani, non con le notizie, le affronteremo tra poco, avremo anche degli ospiti naturalmente. Adesso facciamo una pausa ed è il momento del meteo. Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Trebi Meteo. Contesto anticiclonico su gran parte d'Italia anche nella giornata di venerdì, splenderà il sole, specie al centro-nord e sulla Sardegna. Ancora locali disturbi su parte del sud, maggiormente coinvolta la Calabria e la Sicilia, specie comparto ionico, dalla presenza di una zona di bassa pressione oltre lo Ionio. Ebbene, le temperature non avranno variazioni significative, il clima sarà caldo, senza eccessi, ma a livello meteorologico locali disturbi sono attesi sì e, come si anticipava, saranno soggette le province centro-orientali. Si tratta della formazione di annuvolamenti compatti, di locali precipitazioni, fenomeni localmente anche forti e di una ventilazione localmente vivace sostenuta da nord. Anche nella giornata di sabato avremo una certa variabilità, ebbene nubi compatte consistenti, locali precipitazioni attesi nelle aree più interne, ma non mancheranno anche degli spazi assolati, il tutto con clima caldo sì, poche le variazioni termiche, punte massime di 29-31 gradi nelle diverse località. Ulteriori dettagli ed approfondimenti in merito sull'app di Trebi Meteo. Siamo qua, abbiamo un ospite, l'avvocato Giuseppe Giuffrida, che è presidente dell'associazione civica Catania Risorge, ce lo ricordiamo perché è stato anche candidato a sindaco recentemente, è protagonista di una iniziativa nei giorni scorsi con una marcia di protesta e anche un'assemblea, un dibattito poi. Ecco, il tema è i giorni della vergogna. Quali sono questi giorni della vergogna? Allora, i giorni della vergogna sono tristemente famosi il 16 luglio e il 25 luglio, rispettivamente il giorno dell'incendio all'aeroporto e il giorno degli incendi a Catania e buona parte della Sicilia. Perché della vergogna? Della vergogna perché non è tollerabile che oggi, innanzitutto ancora oggi non abbiamo notizie di cosa sia successo realmente il 16 luglio, la notte tra il 16 e il 17 luglio. E direi che a distanza di più di un mese non è accettabile. Ma non è accettabile, dico, ovviamente la magistratura farà il suo corso, però gli organi della SAC non hanno dato nessuna informazione al riguardo. Però la interrompo, scusi avvocato, perché lo sanno i nostri ascoltatori, l'abbiamo raccontato più volte nel corso del telegiornale, ci sono una serie di avvisi di garanzia che riguardano sia i dirigenti, diciamo i manager dell'aeroporto di Fontanarossa, e ci sono anche come dire, raggiunti da questi provvedimenti anche
quelli che si occupavano della ditta di autonoleggio da dove sarebbe partito il rogo. rogo. Quindi Perfetto. non è che non è stato fatto niente o non sappiamo niente. No, io dico che effettivamente gli organi del Consiglio di amministrazione, cioè il legale rappresentante della SAC, non ha dato informazioni. Anche il sindaco ha chiesto informazioni nei giorni immediati e ha dovuto, devo dire anche un po' timidamente, allargare le braccia, rassegnandosi all'evidenza che non veniva data nessuna informazione. Tanto è vero che poi è arrivata a chiedere le dimissioni. Diciamo anche là si potrebbe discutere, sono un po' postume queste richieste, comunque ben venga e noi appoggeremo senz'altro, e ne abbiamo parlato nel corso dell'Assemblea, appoggeremo senz'altro questa iniziativa che deve avere però un seguito, non deve restare solo un proclama diciamo politico. E non è accettabile che uno degli aeroporti più grossi d'Italia abbia queste carenze di manutenzione che sicuramente sono evidenti. Ora lasciamo perdere qual è la causa, ma forse non doveva neanche succedere l'incendio e in ogni caso una volta che è successo non poteva tollerarsi, non si può tollerare il modo come è stato affrontato, l'emergenza. Credo che tutti siamo stati più o meno colpiti da questa vicenda. Però la magistratura, mi scusi, io faccio l'avvocato del diavolo, faccio il mio mestiere anche, no? Dice, la magistratura dice questi avvisi di garanzia, attenzione, mette in guardia noi, dice sono atti dovuti, cioè noi per arrivare ad avere tutte le carte, tutte le informazioni dobbiamo prima avvisare le persone interessate che stiamo indagando su di loro, sul loro operato più che altro. Esatto. No, ma infatti su questo non c'è dubbio, ma qua dobbiamo secondo me scindere l'indagine della magistratura che appunto è un atto dovuto e non so se porterà a dei risultati diciamo da un punto di vista di rilevanza penale, però qua c'è un'altra indagine, un'altra iniziativa che io ho sposato, quella dal punto di vista proprio politico, dal punto di vista sociale, perché c'è una città che è in ginocchio, soprattutto i settori che hanno subito direttamente il danno dalla chiusura dell'aeroporto o comunque da questa grossa limitazione. C'è anche un aspetto politico perché in altri aeroporti io credo che il Consiglio di amministrazione già sarebbe saltato tranquillamente e qua invece abbiamo anche il Presidente della Regione che difende pubblicamente, anzi elogia l'operato di questo Consiglio di amministrazione che non vedo che elogi possano ricevere onestamente. Quindi dico qua bisognerebbe proprio prendere coscienza, purtroppo devo dire che la risposta della città è molto timida perché io ripeto credo che Catania, molti catanesi sono stati colpiti direttamente da questo episodio della SAC. Purtroppo alla manifestazione o all'assemblea non c'è stata. Eravamo in pochi, lo devo dire, eravamo in pochi. Io mi aspettavo una partecipazione più, come dire, più consistente. E chi c'era? Che tipi di... Ma guardi, c'erano diversi rappresentanti, c'erano innanzitutto i rappresentanti del Movimento 5 Stelle e del PD, il professore Caselli. Quindi l'opposizione politica. Sì, l'opposizione politica. Poi c'erano altri cittadini che hanno avuto notizie di questo evento e hanno partecipato. Però io mi aspettavo una presenza, diciamo, perché ripeto, molti catanesi hanno subito le conseguenze di questo. Però un momento, avvocato, voi parlate di giorni della vergogna comprendendo anche il 25 luglio. Il 25 luglio è il giorno in cui c'è stata una serie di incendi. Abbiamo raccontato drammaticamente al però, TG. Ecco, io credo che non dobbiamo cadere nel tranello di far diventare questo fatto eccezionale. Perché da noi purtroppo gli incendi sono ormai endemici, sono un fatto diciamo sistematico. Quindi il problema è di carenza di strutture, di uomini, di mezzi, tant'è che qualche giorno addietro anche il sindacato dei Vigili del Fuoco ha fatto ha organizzato una manifestazione proprio lamentando questo. C'è una carenza di prevenzione, di manutenzione, di mezzi che ovviamente non è accettabile perché abbiamo un territorio che è massacrato. È un territorio che non viene manutentato, è un territorio che non viene controllato come dovrebbe. Se ci fosse questo io credo che anche davanti all'evidenza di 50 gradi col vento, e non è un caso che questi incendi capitano. Terribile quei sì, giorni. Ma non è un caso che capitino proprio quel giorno, perché il 99% degli incendi sono dolosi, non c'è dubbio. A proposito, il Presidente della Regione Schifani ha detto c'è la mano criminale dietro questi incendi. È perfetto. Per dirlo il Presidente della Regione. E poi ci limitiamo a fare il proclama, diamo seguito, quindi il Presidente della Regione si dovrebbe interrogare. Se c'è la mano criminale, e questo credo che sia un fatto... La mafia dei Pascoli ha detto poi in una successiva Io non
lo so se è solo la mafia dei pascoli, io credo che ci sono tante componenti, ci saranno anche i privati che incautamente danno fuoco alla loro sterpaglia pensando di risolvere così il problema dell'eliminazione del secco. Ci saranno anche interessi dal punto di vista speculativi di urbanistica, anche se le leggi ovviamente sono di segno contrario perché impediscono la costruzione per 10 anni in territori colpiti da incendi. Sicuramente ci saranno tante cause che danno origine a queste, comunque dolose, che danno origine a questi incendi, ma un fatto è certo, c'è una manutenzione assolutamente carente. Io dicevo, non voglio essere banale, ma al nord quando nevica le strade sono sempre perfettamente pulite. E la manutenzione chi la deve fare? Chi la dovrebbe fare? Dovrebbe essere la regione, il corpo forestale, dovrebbe essere ovviamente, che tra l'altro proprio all'assemblea ha partecipato un rappresentante del corpo forestale e ovviamente evidenziava che loro si danno da fare, si impegnano, anzi raccontava e spiegava che spesso gli incendi non si arriva solo alla fase finale con Canadair, elicotteri e quant'altro, perché la maggior parte vengono fatti con pale, terra e mezzi proprio manuali. Quindi io credo che questi episodi dovrebbero fare riflettere il Presidente della Regione e tutti gli organi competenti a assumere iniziative che debbano tendere alla prevenzione, non poi al battersi il petto. Per finire sugli incendi, poi torniamo sull'aeroporto. Ci aveva colpito nelle settimane scorse la notizia che un gran numero di comuni siciliani non hanno fatto i provvedimenti necessari per impedire che in caso di incendi si possa cambiare la natura, ed eventualmente la costruire. destinazione. Esatto. E la regione però ha mandato i commissari per impedire che questo avvenga, cioè ha detto io vi mando i commissari e anche se sei incendiato lì non potete costruire. E mi sembra anche questo un provvedimento, però ripeto, questo oggi non ci toglie il problema della manutenzione. Sicuramente è un'iniziativa da approvare perché è un deterrente, non c'è dubbio, per chi volesse trovare questo mezzo come scopo, come fine per arrivare a una destinazione diversa del territorio. Per poi magari costruirci sopra qualcosa. Sull'aeroporto oggi poi tra l'altro è una giornata complicatissima perché c'è uno sciopero degli addetti a terra. Vabbè, questo è più che legittimo perché loro aspettano un contratto da 6 anni. Ma poi c'è la notizia che Ryanair taglia i voli e di conseguenza poi subito EasyJet dice allora sapete che c'è, noi aumentiamo i prezzi. Anche là io credo che ci sia veramente io non sono addentro molto su questo argomento chiaramente, però io penso che da tempo è un argomento che tocca a noi direttamente perché siamo penalizzati, dovremmo essere avvantaggiati dal punto di vista delle tariffe e invece stiamo a subire prezzi che sono veramente inaccettabili. E cosa bisognerebbe fare secondo lei, avvocato? Ma cosa bisognerebbe fare? Qua bisognerebbe trovare una politica adeguata, contrattare con queste compagnie e magari anche, c'era stata un'iniziativa mi pare qualche tempo fa di una linea aerea, una compagnia aerea siciliana. Aero Italia. Che poi non se ne è saputo più nulla. Queste cose nascono e poi scompaiono. E lei comunque è per le dimissioni? Sì. No, ma infatti abbiamo il documento conclusivo di questa assemblea è stato proprio quello di rivolgerci al sindaco nel sostenerlo o comunque nel pungolarlo ad andare avanti in questa richiesta che non sia, ripeto, un semplice proclama politico. Grazie all'avvocato Giuffrida, presidente dell'Associazione Civica Catania Risorge, grazie anche per averci chiarito quali sono stati gli elementi e gli argomenti della vostra iniziativa dei giorni scorsi. Adesso facciamo una pausa e poi andremo a Taormina dove c'è un bel concorso, una ragazza per il cinema. State con noi, buongiorno Sicilia.
Una ragazza per il cinema è il concorso che si terrà domenica a Taormina al Teatro Antico. Naturalmente ci saranno tante giovani aspiranti modelle, aspiranti protagoniste del mondo dello spettacolo, e ci saranno anche personaggi molto noti, alcuni dei quali le intravedete nelle foto in basso, cioè compresa Ornella Muti. Ma diamo la linea a Taormina alla nostra Naomi Moschitta con Antonio Lopresti, che è l'organizzatore dell'evento, e altri ospiti. Vai Naomi. Buongiorno Michele, in diretta da Capo dei Greci, quartier generale della finale di Una ragazza per il cinema, 35esima edizione. Fervono i preparativi e io sono in compagnia del patron, il condottiero di questa nave, che adesso vi illustrerà quello che ci attende questo 10 settembre al Teatro Antico di Taormina, una cornice magica. Buongiorno patron. Buongiorno a voi, buongiorno direttore. Buongiorno, Tanti ospiti, benvenuto. quelli che calcheranno il palco del Teatro Antico. Fai qualche nome, dacci qualche anticipazione. Diciamo che abbiamo cercato di fare del nostro meglio, quindi abbiamo sposato un po' la comicità, il cinema, il canto e non a caso anche una coreografia di tutta eccellenza. Abbiamo scelto il numero 1 al mondo, che è Garrison, come coreografo, per cui nel cinema abbiamo scelto l'icona del cinema italiano, che è Ornella Muti, nel canto un giovane rampante come LDA, in arte lui Luca D'Alessio, il figlio di Gigi D'Alessio, e poi non poteva mancare la voce di Karima, la comicità di Paolo Miconi. Cos'altro vedete? Cos'altro vuoi dire? Parlano da soli questi nomi. 81 aspiranti Miss per una realtà concreta, devi sapere Michele, perché questo concorso fornisce la possibilità di studiare recitazione in importanti accademie. Certo. Ma tornando ai nostri ospiti che sono con noi stamattina in collegamento, c'è una voce meravigliosa che il grande pubblico conosce perché ha partecipato ad Amici e ha vinto importanti premi proprio nella sua edizione. Continua il suo progetto discografico. Karima, buongiorno. No, buongiorno a te, Buongiorno a tutti. anche Sei dallo pronta ad studio. incantare il pubblico del Teatro Antico? Prontissima, anche perché in quella cornice è veramente facile dare del proprio meglio. Cosa ci canterai? Vuoi dare qualche spoiler su cosa farai sul palco? Posso? Allora, in realtà è un progetto dedicato tutto ad una grandissima voce che purtroppo ci ha lasciato qualche mese fa, che è quella di Tina Turner. E il progetto è un'idea assolutamente di Garrison e mi ha coinvolto, mi ha fatto salire in questa nave. È bellissima, non vuole assolutamente essere una competizione, ma una celebrazione di questa grande icona e questa grande voce del rock mondiale. Una celebrazione del rock mondiale guidata e curata da un'altra icona dello spettacolo italiano. Magari non lo riconoscete perché stamattina c'è il cappellino e gli occhiali, perché ha fatto le prove fino alle 2 stanotte con 81 miss, che non sono poche, Michele. Garrison Rochelle, good morning. Guarda, torniamo a Karima un attimo. Sì, è vero, avevo questa idea di fare l'omaggio a Tina Turner e subito mi è venuta in mente la voce di Karima. Poi quando l'ho detto, lei non voleva farlo perché avevo paura di essere confrontato a Tina Turner. Ieri quando abbiamo cominciato a fare le prove ho sentito la sua voce, eravamo, vero? Padron, vero? Pelle d'oca, Thank you very much. È spettacolare veramente, ma non per merito mio, per merito di tutti. Bene. Michele dice, hai una domanda per noi? No, Abbiamo sentito. Chi partecipa? Le concorrenti, vogliamo sapere chi sono, quante sono, da dove vengono. Patron, queste 81 miss da tutta l'Italia? Sì, sono 81 quest'anno e sono provenienti da tutta Italia. Manca una regione come la Campania, una regione importante, perché ha avuto dei problemi l'organizzatore quest'anno e quindi non è presente, ma è presente col cuore. Io, caro direttore, volevo aprire una parentesi a questa manifestazione. Oggi tocchiamo la 35esima edizione, domenica scopriremo la vincitrice di questa edizione, però ci tenevo a dirlo che per me in questi 35 anni la vincitrice è stata lei, Naomi. Ah, bene, complimenti. Per me è la mia vincitrice, applausi. È un motivo d'orgoglio per me, caro direttore. Vabbè, io sono anche Michele, però non c'è bisogno di tanti. Vabbè, andiamo avanti, Michele, parliamo esatto, di queste Michele, fortunate concorrenti, raccontateci.
Allora, un aspetto molto interessante di questo concorso è quello che, come ti accennavo prima, fornisce la possibilità di studiare. Quest'anno quali sono le possibilità concrete per le Miss in gara? Quest'anno abbiamo una masterclass curata da Giulio Manfredoni e la moglie Maria Rosaria Russo, stiamo parlando di uno dei registi più importanti d'Italia, che avverrà domani e loro già hanno in progetto una cosa che faranno a queste ragazze, sceglieranno 10 di loro e debutteranno subito in un set a Roma, sia teatrale che cinematografico, quindi è un'opportunità per queste ragazze irripetibile che chiaramente tra di loro sgomitano, perché chiaramente è sempre una competizione, per cui è una novità che sicuramente porteremo avanti negli anni, perché essendo una manifestazione proiettata al cinema, ahimè questa credo che sia l'opportunità migliore. Questa sera appuntamento importante con la serata talento, devi sapere che verrà dato a tutte le Miss 1 minuto e mezzo per mostrare il loro talento, ed è questo momento importante perché la giuria comincia un po' a notare le ragazze più talentuose, no? Sì, infatti proprio su questo mi chiedevo come mai tu non hai vinto il talento che ne hai da vendere a questo concorso. Mi avete fatto vincere il titolo, voglio dire, credo basti avanzi, caro padrone. Non la fate arrossire, non la fate arrossire. Nessuno meritatamente. Esatto, non esageriamo. Vai avanti, siccome è difficile metterla in difficoltà, Michele, visto che è difficile metterla in difficoltà, io ci provo, perché lei ha di una velocità che ti anticipa sempre, per cui... Va bene, mi vuole bene, si vede Michele che il padrone ci ho provato a evitare di mettere il personale. Meritato, tutto meritatissimo, vai. Questo è quello che sta accadendo adesso. Le Miss, tu le vedi in questo momento? Non le vedi, sono alle tue spalle, alle nostre, in realtà non le vediamo, non le vedi, sono un po' tramortite perché fino a stanotte hanno fatto prove con Garrison, ma tra poco si attiveranno e tu le vedrai cominciare a sgomitare per mettersi in mostra, perché qui ogni secondo è fondamentale, anche nei momenti conviviali come la colazione, perché siamo a Capo dei Greci in questa struttura appunto alberghiera, tutto serve alle nostre Miss per farsi notare, e abbiamo una rappresentanza, una piccola rappresentanza delle Miss appena radunate dall'ufficio stampa. Eccole, benvenute. Sono 81 e queste saranno vi dà il benvenuto Michele, il ritorno dallo studio. Siete stanche? Ma un pochino, però... Come vi siete preparate per la serata di stasera, che è una serata importante, tutta la giuria sarà con gli occhi puntati su di voi? Beh, ovviamente abbiamo provato tanto, almeno per la serata di stasera io singolarmente sicuramente sì, però siamo pronte. Da dove vieni tu? Toscana. La Coca-Cola con la canuccia corta, Michele. Sì. L'hai sentita subito, si sente subito. È bello perché è uno scambio anche proprio culturale tra le varie regioni d'Italia che avviene qui a Capo dei Greci. Bene, benissimo, allora in bocca al lupo, vinca la migliore, oltre che la più bella, la più preparata, la più piena di grinta, no? Talentuosa. Grazie per essere stati con noi, fateci sapere poi come si svolge il tutto e naturalmente la vincitrice. Adesso facciamo una breve pausa e poi cambia. Ecco, sì, quello era il poster, lo volevo rivedere un attimo, così un momento, ecco qua. Finale nazionale, vedete, 10 settembre, ore 21, Teatro Antico di Taormina, lì sotto da Adriana Volpe a Beppe Convertini, che sono tutti amici nostri che salutiamo, poi ci sono tutti gli altri volti noti e le concorrenti naturalmente che saranno a cimentarsi per questo concorso nazionale. Adesso rientriamo in studio, in bocca al lupo ragazze, grazie alla nostra Naomi Moschitta, grazie a Antonio Lopresti, vinca appunto la migliore. Fantastico, ecco, e adesso facciamo una breve pausa e cambieremo completamente argomento, parleremo di soldi, però non di soldi che arrivano, ma di soldi che molto spesso devono uscire, e a farceli uscire ci dicono come si fa, sono loro, i commercialisti, che saranno qui in studio fra un minuto. State con noi, buongiorno Sicilia. Parlavamo di commercialisti, ce ne abbiamo uno qua, un esempio importante, Giorgio San Giorgio, dottore commercialista, già presidente dell'ordine. Perché qui? Perché oggi i commercialisti a Catania
hanno organizzato un'iniziativa. Di che si tratta? Sì, è un evento molto interessante, di questo devo ringraziare il nostro Consiglio dell'Ordine che ha organizzato un evento proprio particolare, perché una volta tanto non parleremo di riforme fiscali, non parleremo di novità fiscali, di bonus e altro, parleremo di noi, parleremo della professione del dottore commercialista. Ecco, qua si vede il logo, esattamente oggi pomeriggio alle 15 faremo un po' il punto, ci confronteremo, speriamo che sarà una grande partecipazione. Tra l'altro l'Ordine di Catania è il primo in Sicilia con i suoi quasi 2000 iscritti e il 10° in Italia, è un ordine importante, saranno presenti 2 esponenti nazionali, il primo presidente del Consiglio nazionale post unificazione che è il collega Claudio Siciliotti, il collega Giorgio Sganga, già segretario nazionale. Sarà un momento di confronto perché in realtà, come tutte le professioni, la nostra professione sta vivendo una fase delicata. Di cambiamento e delicata. Tutto il mondo della libera professione in questo momento soffre. C'è un momento in cui i giovani guardano con minore interesse al mondo della libera professione. Dobbiamo interrogarci sul perché e cercare anche di dare un piccolo contributo per cercare di invertire questa tendenza. C'è un calo demografico, c'è una riduzione, un calo demografico generale che avrà una sua incidenza, ma c'è qualcosa di più. Il giovane oggi forse guarda al mondo della libera professione come qualcosa di troppo circoscritto, troppo collegato al territorio. Oggi il giovane ha una visione molto più ampia, ecco perché la professione deve riuscire anche ad allargare i propri orizzonti e modernizzarsi. Forse perché i giovani se la cavano con internet e non hanno bisogno di un luogo fisso dove non solo, ma intervenire. vogliono spaziare, guardano all'Europa e pensano all'attività professionale troppo radicata al territorio. E non è sbagliato tanto. Non questo, è sbagliato, ma in realtà anche la nostra professione è profondamente cambiata. Questo ci deve dire. Non è più quella di 30 anni fa, è stata una profonda trasformazione. La figura del cosiddetto commercialista tuttologo, commercialista di base, come diciamo noi, sostanzialmente non esiste più. Cioè la figura del commercialista che fa tutto non può più esistere. Questo è un punto di partenza, se non forse nei piccolissimi centri. Il professionista deve specializzarsi, ormai di fatto già da tanti anni, e devo dire anche durante la mia presidenza, i miei 5 anni di presidenza, ho tanto lavorato in questa direzione, sulla formazione specialistica, e naturalmente oramai non è solo contabilità e fisco, il commercialista opera in tantissimi settori. Vi racconto un aneddoto, durante la mia presidenza organizzavamo degli incontri presso le scuole medie superiori, proprio per fare un'attività di orientamento con gli studenti, esattamente. E che vi dicevano? E allora abbiamo notato una cosa, abbiamo toccato con mano una cosa, nel momento in cui lo studente sapeva perfettamente un avvocato cosa faceva l'avvocato, cosa faceva l'ingegnere, cosa faceva il medico. Quando io chiedevo, ma secondo voi cosa fa il commercialista? Qualcuno parlava sempre di fisco, ma in realtà è una figura alla fine poco conosciuta, cioè ciascun cittadino probabilmente ha a fianco un commercialista, sicuramente nel mondo delle imprese, dalla più grande alla più piccola, almeno un commercialista accanto c'è, che noi siamo in prima linea in tutto ciò, ma anche i normali cittadini. Però a livello di consapevolezza generale del ruolo politico e sociale che svolge... E cosa manca? Perché questo avviene? Allora, è uno scorso storico secondo me un po'. La nostra è una professione che probabilmente ha sofferto negli anni per mancanza di comunicazione a livello nazionale. Questo è vero. Quindi non siamo riusciti a rappresentare, perché da sempre, ma oggi in modo particolare è importante la comunicazione, sapersi presentare. Nel nostro caso è semplicemente rappresentare ciò che in realtà realmente facciamo, perché adesso è una professione veramente evoluta. Parlavo prima di specializzazioni, realmente ormai sono create, non è solo contabilità e fisco, noi siamo a fianco degli enti locali, lavoriamo come ausiliari del giudice anche in contesti delicati quali non posso pensare al vostro lavoro col PNRR, per esempio il ruolo dei commercialisti all'interno del processo di attuazione del PNRR è estremamente importante, e in questo senso qualche passo avanti è stato fatto. Devo dire che sembrerebbe che l'ultimo anno, 2 anni, siamo un po' più presi in considerazione. Tra l'altro stiamo vivendo una fase molto importante, cioè è stata approvata una legge delega in materia di riforma fiscale che finalmente, forse, se ne verrà data piena attuazione, dovrebbe realizzare anche quella semplificazione che tutti aspettano e tanti processi di miglioramento. In questo processo, in questa riforma fiscale stiamo partecipando attivamente. Sono stati costituiti dei comitati tecnici proprio per redigere gli schemi, i decreti delegati. All'interno di questi comitati ci sono tanti commercialisti, per cui, anche perché è capitato in passato che venivano approvate leggi in materia fiscale senza
consultarci, Certo. ma proprio nel senso buono, siamo poi coloro i quali dobbiamo dare attuazione a questi provvedimenti normativi e quindi spesso venivano fuori. È una contraddizione in qualche modo, cioè voglio dire, la figura così fondamentale nell'ambito del fisco e poi non viene presa in considerazione. Senza un commercialista, così. diciamo, in Italia non si può vivere, È c'è stato- praticamente una tassa al giorno. Neanche li convocano. Esatto. Neanche ci convocano, ci convocavano. quando devono Probabilmente decidere. c'è una piccola inversione di tendenza. Devo dire che l'attuale viceministro Maurizio Leo, che è un ex dirigente dell'Agenzia delle Entrate, è molto vicino alla nostra professione, è veramente una persona molto competente, quindi ha dato una svolta. Speriamo che sia qualcosa Ma forse di anche duraturo. vi ha aiutato l'automazione, no? Moltissimo. Non solo ci ha aiutato, ma noi abbiamo aiutato il fisco, perché mi piace ricordare che noi siamo stati pionieri, cioè il fisco telematico, cioè l'invio di dichiarazione redditi in via telematica è avvenuto nel 1998. Quindi prestissimo, i primi in Europa. Noi abbiamo, lo dico in maniera quasi in maniera un po' così, non dire. Quando ancora non c'erano macchine telefonini. Gli smartphone assolutamente no, c'era il primo internet, la prima posta elettronica, si mandavano con questi modem che gracchiavano ed c'era l'incubo se questo file partiva o non partiva nel 98. Abbiamo accompagnato questo processo di attuazione molto più recentemente, anche una fase molto importante per il fisco italiano che è stata l'introduzione della fatturazione elettronica tra privati nel 2019. Noi siamo stati sempre in prima linea. Questo processo è filato liscio oppure ci sono stati degli intoppi? Come sempre sono stati tanti intoppi, però devo dire che con una buona collaborazione e grandissimo studio da parte nostra e dedizione da parte nostra, perché noi siamo veramente gli intermediari da questo punto di vista e lo saremo sempre di più. E anche da questo punto di vista c'è una grande evoluzione, perché accanto alla specializzazione mi piace pensare che rovescio la medaglia anche l'aggregazione, stanno nascendo studi di più grandi dimensioni. Lo studio del piccolo studio del dottor Giorgio San Giorgio non esisterà più da qui a X anni. Vi associate? Necessariamente, perché è una conseguenza della specializzazione. All'interno proprio l'innovazione degli studi è fondamentale. Stiamo guardando con grandissimo interesse, ma non come una minaccia, ma come un'opportunità. Tutto ciò riguarda, ad esempio, l'intelligenza artificiale. Lì, No, pure voi. Ahimè. Aspetti. Così ci fa venire l'ansia. Faccio degli esempi, per favore. Anche noi, perché di fatto la percezione è che nel mondo dell'intelligenza artificiale lì ogni mese ci sono cambiamenti e oramai anche lì si sta andando verso contenuti specifici professionali e quindi quelle ricerche su una problematica di natura tributaria che prima richiedevano qualche ora di lavoro per verificare sentenze, per passare eccetera, adesso probabilmente ponendo un quesito a quel programma intelligenza artificiale, probabilmente all'arco di 30 secondi io ho fatto un po' di prove. Ancora, e funziona? Com'è? Non è ancora pronto, anche perché ancora c'è un problema di dati disponibili. Però bisogna prepararsi perché a me sembra che sia un processo assolutamente certo e dobbiamo darci pronti e vederlo come opportunità, cioè per migliorare il nostro lavoro, per liberare tempo, per poterci dedicare a quello che è il nostro ruolo principale, che è quello di consulenti strategici per le imprese. Dottore, due cose. Cosa chiedete alla politica e cosa chiedete al cittadino medio, diciamo, che alla politica, è alle prese con i suoi guai? Alla politica da sempre chiediamo di testa. Da sempre chiediamo la semplificazione. Ricordavo prima e citavo questa riforma fiscale, cioè la legge delega già approvata, è una grande opportunità. Funziona secondo me? Funzionerà? I principi, secondo ciò che si legge nella legge delega, è molto interessante. Bisognerà capire, perché purtroppo io opero già, ahimè, da 31 anni, ho visto tante riforme fiscali che partono non sono mai arrivate, quindi sono necessariamente molto ma sono i decreti attuativi che poi non si riescono a fare, questo è il problema. Molto prudente, però noi chiediamo la certezza del diritto, perché vede direttore, cioè, se non si può pensare di fare, ma questo vale anche per attrarre gli investimenti all'estero, non si può pensare di fare una pianificazione, investimenti eccetera, se poi ti cambiano le regole del gioco con effetto retrattivo nel durante, non è possibile, anche perché poi la variabile fiscale è una variabile molto importante nel momento in cui tu metti in atto un processo di investimento. Quindi noi chiediamo semplicemente, tra l'altro c'è una norma che
chiediamo semplicemente la certezza del diritto, la stabilità delle norme, che spesso e volentieri chiediamo anche rispetto a un certo statuto del contribuente. Il cittadino, noi non chiediamo niente al cittadino, noi ci sentiamo a fianco al cittadino. Bene. Mi piace ricordare e chiudere così che proprio allora ero Presidente dell'Ordine, durante l'emergenza sanitaria che lei direttore ricordava prima, noi siamo stati a marzo, aprile, a maggio 2020 in prima linea, abbiamo mantenuto aperti gli studi, siamo stati a fianco delle imprese e dei cittadini per metterli in condizioni di reggere quell'impatto devastante della pandemia. Esatto, della pandemia. Bene, complimenti, grazie allora, in bocca al lupo, speriamo davvero che questa semplificazione fiscale si attui come diceva lei, dottor San Giorgio. Allora, buon lavoro, ma vogliamo ricordare l'appuntamento di oggi pomeriggio a partire dalle ore 15 sarà questo evento sull'evoluzione della professione di commercialista presso l'Hotel Nettuno. Eccolo qua, Viale Ruggero di Lauria, Esatto. 121. Benissimo, grazie ancora e buon lavoro. Grazie. Facciamo una breve pausa e ci facciamo anche 2 risate, permetterà, vero? Assolutamente. Gioca a pallone. No, come ti chiami? Sono Ciruzzo, gioca a pallone. Ciao Ciruzzo, no, sto facendo una guarda che c'è gente qui in teatro che gioca a pallone. No, che gioca a pallone non lo so, gioca a pallone, ma non è Sono gioca a pallone, per quello giocare a non vuole pallone adesso, Ciruzzo. Dopo gioca a pallone? Dopo giochiamo a pallone, adesso dobbiamo fare la trasmissione. Che nessuno gioca a pallone, mi ha detto pure papà, io mi sento solo come un cane. E che ha detto papà? Vattene a cuccia, ne parliamo domani. Questo mi dispiace. Che vuoi giocare a pallone? No, non è che non voglio giocare a pallone, che non posso. Signore, come ti chiami? Io mi chiamo Mauro, mi chiamo. Mauro Pulpito. Signor Mauro Pulpito, gioca a pallone? Sì, poi giochiamo a pallone. Gioca a pallone. Io e Ciruzzo giochiamo a pallone. Allora ci da fare il mio amico. Ecco, vai da fare l'amico, vai. Pinocchio. Sei amico di Pinocchio? Amico di Pinocchio. Ci da fare E Pinocchio, Ciruzzo, gioca a pallone. Ah, sta preparando l'esame per entrare a fare l'ignameria. Ah, in culo alla balena. No, gioca a pallone. Non è il caso. No, non posso giocare a pallone. Allora ci telefonare il mio amico Francesco Totti. Ma abitano tutti qua? No, solo al primo piano, no, quelli non ci sono mai. Chi è? I nomadi. Gioca a pallone. Totti, so Ciruzzo, Totti, gioca a pallone, Totti. Totti, gioca a pallone, Totti. Ah, sei nervoso perché hai litigato con Hillary. Non c'hai tutti i Totti. Non si scherza. Perché vuoi giocare a pallone? Allora, però sei pure bello grande. Adesso non voglio sembrare troppo duro nei tuoi confronti, ma sei un pezzo di ragazzo. E basta, pensa ad altro. Pensa alle ragazzine, pensa là, sempre pallone. Oh. Signor Puppito, io non penso da giocare a pallone. Io penso sempre ad altro. Io sono anche un grande ballerino, cantante, attore. Infatti adesso faccio un talent con Maria De Filippi. Ah, bello, come si chiamerà? Amici per giocare a pallone. Ah, così si chiama. Adesso va bene. Gioca a pallone. Sì, poi giochiamo a pallone. Adesso mi fai continuare. Fabio Fazio. Pure Fabio Fazio abita qua. Fabio Fazio su Ciruzzo gioca a pallone. Che tempo che fa? Non lo so, chi sta roccando, hai tenuto buono. Allora, gioca a pallone. Robin, su Ciruzzo Robin, gioca a pallone. Non è possibile. No, solo tu, Batman no. No, Batman no, vuole fare tutto lui, Batman. No, fai tutto lui, Batman. Batte rigore, batte punizione, batte caccia d'angolo. Non vi divertite, allora, poi andiamo a giocare. Allora, adesso continuiamo senza, salutiamo Ciruzzo! Cenerentola, su Ciruzzo gioca a pallone. Ho messo il campo 10,5, 11,5, così non ce lascia all'improvviso. Allora, per favore, però veramente io ti do un consiglio, non so chi siano i tuoi genitori, pensa ad altro, basta, su pallone. Madonnina cara, nessuno gioca a pallone, neanche Puppito. Madonnina cara, gioca a pallone? No. Però ci accompagni tu, andiamo in macchina con te. Meno male. Maronna ci accompagna. Gioca a pallone. Pensa ad altro. Ciruzzo, pensa ad altro. Vino Bacuzzo. Chiedo scusa, stavo leggendo un'agenzia dell'ANSA in questo momento, ciclista muore investito da un'auto a Palermo purtroppo, è uno di 35 anni che è stato investito da un'automobile che stava attraversando in quel momento, purtroppo una tragedia di cui abbiamo notizie in questo istante. Allora, cambiamo però argomento, cerchiamo Marco Amato, ci sei? Buongiorno. Buongiorno. Che bella tazzina oggi, c'è una frasetta sopra, che c'è scritto? Sì,
Pure secondo me è come dico io. Ecco. Quelle personalità, diciamo così, non troppo forti, no? Ecco. No, esattamente. Esattamente. È automotivante proprio. Sì. Non so, di che vogliamo parlare stamattina? Allora, oggi come tradizione, essendo venerdì, inauguriamo il weekend, quindi diamo uno sguardo a questo fine settimana molto interessante da un punto di vista astrologico, in quanto oggi Giove e il Sole formano un bellissimo aspetto di trigono. Il trigono, ricordo, è un aspetto di 120 gradi che si forma tra segni dello stesso elemento, è l'aspetto del sottile. E quindi la positività gioviana e la solarità dovrebbero riportare un po' di positività in questa settimana, un pochino non troppo semplice, ecco, quindi magari un po' di sorrisi, un po' più per i segni zodiacali, ecco. Toro, Vergine e Capricorno sono assolutamente più avvantaggiati da questo punto di vista, proprio perché il trigono avviene negli elementi di terra, quindi il Toro prova a risolvere una serie di faccende che hanno a che fare con il lavoro, poiché è stato sovraccaricato e adesso ha anche un po' di edonismo in più, uno spazio per se stesso, trionfa sicuramente nell'ambito affettivo, dove si riprende spazi, tempi e passione. Vergine, sempre compatta e metodica, sta provando anche a finalizzare gli obiettivi che subiscono però dei ritardi vari ed eventuali, eppure la Vergine è sempre riuscita a fare delle funambolie che mettono letteralmente in scacco tutta una serie di antagonisti o di difficoltà che risolvono nel tempo. I pianeti retrogradi hanno determinato un po' uno stacco, un fermo per tutti i segni zodiacali, ma adesso sembra che positività, almeno per i terra, possono risolversi in maniera positiva. Capricorno, che ha avuto un anno decisamente pienissimo di novità, di trasformazioni, hanno cambiato amori, lavori, progetti e li ricambieranno ancora, anche perché sinonimo di intelligenza e capialità in corso d'opera. Il Capricorno è segno della sapienza ed è il principe della resistenza. Lo zodiaco userà benissimo queste qualità, soprattutto in questo weekend in cui Sole e Giove gli daranno ancora più forza. Ottimo per compatibilità di elemento chiaramente anche di acqua, quindi Cancro, Scorpione e Pesci godono di questi movimenti planetari in una maniera decisamente molto immediata, subitanea. Soprattutto il Cancro, che dismette un po' di sogni, di fuole e di inseguire voli pitarici. Ecco, i castelli in aria della Luna e della magia sono sempre assolutamente variegati, colorati e ambiziosi, anche se hanno stressato moltissimo tutti quanti intorno a lui. Il Cancro sta immediatamente recuperando terreno, facendosi invece molto più solido, concreto e di sintesi. È proprio l'aspetto della sintesi che interviene tra Giove e Sole per i Cancro e quindi saranno più concreti. Marco, scusa, dobbiamo andare un po' più in fretta, per favore. Ok, Scorpione è assolutamente più di sintesi, molto più tirano le somme e quindi finalizzano gli obiettivi in una maniera creativa ed immediata. Pesci stanno prendendo in considerazione l'idea di investire da qualche altra parte nella loro vita e quindi anche le loro risorse potranno essere direzionate in una maniera più intelligente e proficua nel giro di un anno. Mentre invece i segni di fuoco sembrano più svantaggiati da questo punto di vista. Ariete riprende affettivamente, Sagittario riprende un ottimismo proprio perché è segno di Giove, quindi avvantaggiato anche lui, mentre invece il Leone stringe ancora in quei denti perché la sua posizione nel lavoro e negli affetti non la sente ancora confermata. Gli Aria, Gemelli, Bilancia, Acquario, i Gemelli distendono un po' i nervi, sono di nuovo più dialogici e si può di nuovo parlare di relazione nel loro caso. Bilancia, stanno arrivando finalmente delle risposte positive e lo stress imperante che hanno retto è decisamente molto più attenuato. Acquario, sempre fantasiosi, oggi partono per un weekend interessantissimo, non solo logisticamente ma anche con delle nuove idee che da ora in poi sperimenteranno e che li renderanno anche più permeabili nell'amore. Con questo vi auguro un ottimo weekend, buon fine settimana a voi, a tutta la Sicilia. Grazie Marco, anche a te naturalmente e buon weekend a tutti voi.
Buon weekend, la rubrica che propone i migliori suggerimenti per chi questo fine settimana vuole uscire e gustarsi un po' della nostra amata Sicilia. Domenica 10 settembre, la suggestiva cornice del Teatro Antico di Taormina sarà sede della 35esima edizione di Una ragazza per il cinema, il prestigioso concorso nazionale che premia il talento portando sul palco 100 aspiranti miss e ospiti d'eccezione, tra cui Antonella Muti, madrina dell'evento, il coreografo Garrison Rochelle, i cantanti LDA e Karima, il regista Giulio Manfredoni e la travolgente Maria Rosaria Russo. A condurre la serata ci pensano Beppe Convertini e Adriana Volpe. All'Orto Botanico di Palermo, il 10 settembre si svolgerà la serata finale della rassegna iniziata lo scorso 24 agosto, Metamorphosis, il festival multidisciplinare che abbatte ogni barriera tra i generi attraverso i linguaggi dell'arte. Durante la serata previsti spettacoli di danza, rappresentazioni teatrali, video art e tanto altro. Rimanendo in zona, questo fine settimana a Mondello c'è la 4ª edizione di Ciavuri e Sapuri Fest, la rassegna che propone tanto intrattenimento di qualità con concerti dal vivo e music set, talk tematici sull'attualità curati da giornalisti, politici, uomini e donne delle istituzioni e tanto spazio anche allo sport e alla sostenibilità. A Castronovo di Sicilia, nel cuore dei Monti Sicani, un ricco programma di appuntamenti nelle giornate del 9 e 10 settembre con Agricastrum, il festival dedicato all'agricoltura giunto alla sua 2ª edizione. Un'occasione perfetta per scambiare esperienze e conoscenze, con un occhio di riguardo alle nuove tecnologie del settore agricolo, ma anche eventi musicali dal vivo e attività di intrattenimento. Sabato 9 e domenica 10 settembre all'interno del Museo del Carnevale di Sciacca la cultura pop viene celebrata con lo Sciacca Comics, giunto alla sua 4ª edizione. Anche quest'anno previsti tornei di giochi da tavolo, stand dedicati ai prodotti Disney, laser room a tema Ghostbusters e tanto altro. A Caltanissetta spazio alla 7ª edizione di Sicily Food Festival, dall'8 al 10 settembre in Viale Regina Margherita. Una vera e propria esplosione di gusto con il meglio della tradizione culinaria siciliana, street food d'eccellenza, 4 dei migliori birrifici artigianali e tante proposte anche senza glutine. Buon weekend! Prima di lasciarvi al weekend vi dobbiamo ricordare che a Reggio Emilia l'8 settembre, come oggi, del 1474 nasceva uno dei più grandi scrittori del Rinascimento, Ludovico Ariosto, rinnovatore della commedia, fu il maestro dello stile cavalleresco, eccolo qua, guardatelo, il suo Orlando Furioso è diventato il punto di paragone delle moltissime favole sui cavalieri medievali. Pensa, 400 anni dopo, l'8 settembre del 1870, ecco, comincia l'assedio di Roma da parte del Regio Esercito Italiano. Il generale Cadorna comincia la presa della città eterna alla guida di 60.000 soldati. C'è la breccia di Porta Pia, allora, lì, guarda, eccola qui. 8 settembre nel 1888 in Inghilterra, questa è una cosa, si disputano le prime 6 partite di calcio della Football League. Il campionato finisce nel gennaio successivo e vede la vittoria finale del Preston North End, che su 22 partite ne vinse 18, ne pareggiò 4, distanziando di 11 punti l'Aston Villa, che ancora gioca, secondo classificato. Bellissimo quel pallone, È un primo pallone quello. Primo pallone di cuoio di una volta. Alta storica, questa è importantissima. 8 settembre del 43, seconda guerra mondiale, con il programma di Badoglio che fa seguito a quello del generale Eisenhower, lanciato da Radio Algeri un'ora prima, viene reso pubblico l'armistizio, la resa dell'Italia, firmata il 3 settembre a Cassibile, proprio qua in Sicilia. L'Italia depone le armi nei confronti degli alleati e il capo del governo Pietro Badoglio comunica con un messaggio radio che l'Italia ha chiesto e ottenuto l'armistizio, cioè la resa incondizionata, diciamo pure. Va bene. Poi nel 1951 a Copenaghen viene fondata la Confederazione Mondiale di Fisioterapia. Ecco, quella è un'immagine che potete
vedere. E da quel momento l'8 settembre è stata scelta come giornata mondiale, vedete, della fisioterapia, per sensibilizzare come postura e corretti movimenti, per te metto in posizione, possano fare tantissimo nella prevenzione e cura di moltissime malattie. Questo però è vero. Sempre l'8 settembre di 15 anni dopo, nel 1966, va in onda sul canale NBC il primo episodio della serie televisiva Star Trek, ambientata bellissimo. nel futuro, narra le avventure dell'equipaggio della nave stellare Enterprise della Federazione Unita dei Pianeti e intenta ad esplorare nuovi mondi. La serie televisiva è stata poi rinnovata per ben 6 stagioni fino al 2005. Stiamo vedendo il capitano, no? E poi il signor Spock, se non dico male, in questa immagine. Poi 1974, nei dintorni di Pinerolo in Piemonte, l'8 settembre, vengono arrestati per la prima volta Renato Curcio e Alberto Franceschini, fondatori delle Brigate Rosse. Terroristi. Da quel momento ci fu lo scontro con lo Stato e i terroristi si intensificò sempre di più. Nel 2009 in una suite dell'hotel Metropole di Monte Carlo muore per infarto a 85 anni, guardatelo, eccolo qui. Il più popolare conduttore della TV italiana, Mike Bongiorno, nato negli Stati Uniti, aveva legato la sua carriera alla storia della televisione del nostro paese fin dai primi giorni, soprattutto nell'ambito del quiz, del game show, da lascia raddoppio, rischia tutto, Telemike, la ruota della fortuna, eccetera. L'8 settembre del 2022 è una data che passerà alla storia. La morte della regina Elisabetta II del Regno Unito all'età di 96 anni dopo 70 anni di regno. Senti, questo non lo so leggere, perciò lo leggo lo stesso. Nel 1989 a Stoccolma nasceva Tim Bergling, questo signore, questo giovane, in arte AVC, uno dei più famosi e influenti di questo secolo. AVC. Mi dicono dalla regia la corretta dizione. Scomparso a soli 28 anni nella sua breve carriera, è sempre rimasto in classifica con brani che hanno segnato gli anni 10 della musica pop del terzo millennio. Per salutarci e augurare a tutti buon fine settimana, allora lo dico meglio, per augurarvi buon fine settimana, ascoltiamo insieme forse il suo pezzo più famoso, Wake Me Up When It's All Over, svegliami quando è tutto finito, capito? Ci rivediamo lunedì con Buongiorno Sicilia. Buon weekend! Felice weekend!